Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere un video sui miei giochi della PlayStation 3 e iniziamo subito sulla 9. Il primo è Black Ops, un gioco molto bello, è un gioco di sparatorie e questo è il dentro. Di che dire di questo gioco? L'ho finito ben 4 volte, è molto bello. Vabbè, questo non lo so più perché credo che sarà il più bello di tutti. Anche questo è bello, c'erano quelli più, vabbè dai, facciamo così dai. GTA 4 è un bellissimo gioco, questo è una bombazza, bellissimo, però è meglio GTA 5, però mi arrangio di questo. Vabbè, il disco non c'è perché sarà sulla PlayStation. Questo è il libretto. Mentre la Roxanne Deluxe, guardate, no, aspetta, no, sbagliato, cioè, è a colori. Come ho detto prima, della parola mia delusione semplice. Questo gioco l'ho finito ben 2 volte ed è molto bello, ci fanno rapine, queste cose varie. Un attimo. Questo è bello. Black Flag. Assassin's Creed Black Flag. Per PlayStation 3. Grazie. E vabbè, ci sono personaggi vari come Edward, poi la femmina che non mi ricordo come si chiama. E questo. Molto bello questo gioco. Poi Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, anche questo è molto bello, questo è molto bello, vedi così, e questo è il bello. E poi la nuova cosa che è bella, che si può combattere contro questi scimmioni, non so se notate, speriamo di sì, contro i scimmioni, i giganti diciamo. Ed è molto bello. Battlefield Company 2 versione Platinum. Questo è un bellissimo gioco. Il libretto è nero. Che di questo gioco? Un bellissimo gioco di sparatoria in prima persona, molto bello. Assassin's Creed 3, allora vi voglio dire una cosa. Assassin's Creed Black Flag rispetto al 3 è cambiato molto perché il Black Flag è migliorato il modo di combattere, il modo di correre, il modo di arrampicarsi ed è molto bello. Vabbè, comunque Assassin's Creed 3 è un bellissimo gioco. Gli ultimi 3 ragazzi, FIFA 12, questo gioco è vecchio, non mi piace tanto, e comunque la grafica non male. Minecraft, bellissimo gioco, si costruiscono case, cioè senza case, rifugio. E vabbè, si può combattere contro zombie, vabbè. E FIFA 13. Questo è un bellissimo gioco di carte. Bene ragazzi, io ho finito con questo video e vi devo dire scusate se questo è il secondo video che faccio, quindi vabbè. E comunque mettete un mi piace, mettete un like, commentate e ci vediamo alla prossima. Bye bye.